Barbarigo, scuola paritaria, scuola media, liceo classico scientifico e musicale, istituto tecnico economico, Istituto Barbarigo, scuola per crescere. Di William Billings ascolteremo il brano A Virgin Unspotted per 4 chitarre, Alvise Mazzucato, Giorgio Mazzucato, Giacomo Vittadello e Alessandro Zanoni, accompagnate dal professor Carlo De Turi.
Di Johnny Marks ascolteremo tutti insieme il brano Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Di John Lennon ascoltiamo il brano Happy Christmas.
Pay ascoltiamo il brano Santa Claus is Coming to Town. È la nascita di Gesù e non l'arrivo di Babbo Natale che porta i regali. A Natale si va a messa per festeggiare Gesù e il suo arrivo sulla terra. Secondo me il Natale è un momento da passare insieme, in gioia e allegria. A Natale si possono fare molte cose, soprattutto buone, aiutare i poveri e i malati. Per me il Natale non è solo una festa, ma un momento in cui bisogna essere buoni e aiutare anche gli altri. Il Natale è una solennità da festeggiare in famiglia, con gli amici e le persone più care. E i regali e le cose concrete non sono necessarie per far festa. Natale è incontrarsi con tanti amici e parenti, andare a messa e festeggiare Gesù Bambino. A Natale si festeggia con tutta la famiglia, in allegria. È un momento magico. Si festeggia la nascita di Gesù Bambino, nostro Salvatore. Secondo me il Natale è un evento magico perché riunisce le persone che non si vedono da anni. In questo particolare giorno si festeggia la nascita di Gesù Bambino che, appena nato, inizia subito a fare i miracoli alla gente povera o ai bambini orfani. Gesù nasce e si fa il presepe. Ci si trova con tutta la famiglia e si mangia il pandoro. Il Natale per me è un giorno particolare, non solo perché è un giorno di festa e c'è una marea di regali, ma soprattutto perché Gesù rinasce ancora, perché i miei parenti ci ritroviamo e si ride tutti insieme. Mi pare che nella mia famiglia sia il giorno più allegro dell'anno, poi si prega per la gente sfortunata e oggi assente. Alla fine il momento più bello, mi ingozzo di torte. A Natale si ricorda la nascita di Gesù partecipando alla messa e festeggiando insieme alla famiglia. Per me il Natale è un giorno in cui non si scambiano solo oggetti materiali, ma ci si dona anche allegria e felicità.
Gesù non è venuto al mondo per niente. Lui apparve al mondo per dare un messaggio sacro. Il sacro è festa, la festa è felicità e questo è il Natale. Per noi il Natale è una festa molto bella perché le persone sono più buone, si scambiano i regali come segno di affetto e di pace. È bello anche perché se fai un regalo non ti importa di quello che spendi, ma ti importa di rendere felice la persona a cui lo dai. Il Natale per me è il momento in cui scusarsi con gli altri, quando ogni tanto si commettono errori. Voi direte che dire scusa è facile, se quella cosa di cui vi siete scusati succederà ancora. Io ci proverò perché so di aver sbagliato e spero che le mie scuse saranno accettate. Preghiamo per tutti quelli senza lavoro perché non possono festeggiare il Natale. Gesù è nato e il mondo ha salvato. Lui ci ha salvato ed è risuscitato. Noi ora lo ricordiamo e sappiamo che per questo il Natale è davvero speciale. Per le strade luci scintillanti affascinano tutti i passanti. Le vetrine addobbate rendono le vacanze più amate. I nostri amici si ritrovano felici e questo ci fa notare che Gesù è tra noi e noi siamo tutti figli suoi. È Natale, un giorno speciale, con luci, addobbi, fiori e regali. Un amore nasce dentro di noi, un festoso buon Natale io auguro a tutti voi. Preghiamo per tutte le persone che non possono festeggiare il Natale, per quelle che non hanno la possibilità di pensare liberamente, perché anche quello può essere un reato. Sono schiavi di qualcuno, di qualcosa di se stessi. Auguri a tutte le persone che vivono per qualcun altro, nella speranza che le cose migliorino. A Natale possiamo pensare a loro, perché possono essere persone migliori, loro e noi. Per il nostro Natale, per il Natale di tutti. Non per i regali, ma per la speranza di sistemare le cose. A tutti buon Natale. Cari genitori, zii, nonni, sorelle e fratelli, per me Natale vuol dire stare insieme alla famiglia e agli amici. Il Natale è condividere le emozioni, come quando un bambino scarta il suo regalo, ed è lì che si vede la gioia che regala il Natale. Il compito del Natale è portare felicità in tutte le famiglie del mondo, ma soprattutto riscaldare il loro cuore. Il Natale è un giorno speciale, non perché si ricevono i regali, ma perché è nato il nostro Salvatore, mandato da Dio. È grazie a Lui se ora siamo qui. Di solito lo ringraziamo pregando, ma oggi lo ringraziamo festeggiando. Un grande grazie a te, Gesù. Brava. Oggi, come ogni anno, si ricomincia a volare e si entra in un mondo magico, un mondo senza confini, dove l'unico pensiero che si ha da quando ci si sveglia è essere felici. Lo senti quando è Natale, anche senza guardare il calendario, senza contare i giorni, perché Natale è pace, armonia e nell'aria risuona una dolce melodia. I sentimenti di ogni uomo cambiano solo a Natale.